La qualità delle nostre pizze richiede anche un'attenta selezione delle farciture, sia che andiamo ad utilizzare prodotti preconfezionati, cosa ormai sempre più rara nel nostro menù, sia che andiamo ad utilizzare prodotti freschi, di mare o di terra. Dall'anno scorso abbiamo iniziato un percorso di sempre maggiore introduzione di prodotti che provengono dalle aziende agroalimentari del nostro entroterra, sia nei piatti di cucina sia in pizzeria. Il grande apprezzamento per questa scelta ci ha spinto a rendere stabile una proposta pizzeria stagionale che si accompagna alla classica offerta delle pizze tradizionali che trovavate da noi, offrendo un menù che si evolve nell'arco delle stagioni. Noi, io in prima persona, nelle aziende dell'entroterra vado a ricercare e selezionare, grazie anche alla collaborazione degli imprenditori locali, quelli che sono prodotti di qualità, sia tradizionali che magari prodotti meno conosciuti o ormai passati in disuso. Mi riferisco ad esempio alle molte varietà di radicchio che troviamo nei mesi freddi, alle molte varietà di cavolo, dal cavolo riccio, il broccolo fiolaro, il cavolo nero o in estate le varie tipologie di pomodorini che abbiamo potuto utilizzare nella nostra offerta, la zucca e così via. Tutti questi prodotti sono entrati nella nostra offerta e sono entrati nella nostra offerta della pizzeria, offrendo per esempio la pizza zucca e porcini, la pizza cavolo nero e merluzzo, la pizza cavolo rosso e gorgonzola, la radicchio variegato e salsiccia. Questo tanto per fare un esempio di quello che è stata la nostra proposta del passato. Ovviamente avrete modo di venire a conoscere la nostra proposta futura. Questo ci permette che cosa? Di offrire un prodotto che diventa un pasto sano ed equilibrato e che può andare ad incontrare anche le esigenze delle persone vegetariane o vegane. Tutto questo senza dimenticarci di offrire anche la possibilità di un leggero e dolce fine pasto, magari anche da condividere con il resto del tavolo.